Alla chiamata nazionale hanno risposto praticamente tutti gli addetti alla ristorazione collettiva. In Veneto la quasi totalità degli addetti alle mense. La protesta in piazza nello specifico si è concentrata sul bando di gara della Regione Veneto per la ristorazione in sanità per gli ospedali e i CEOD. E secondo noi sono a rischio 890 posti di lavoro. Degli 890 lavoratori che attualmente producono i pasti e li servono, cioè le addette mensa che servono i pasti, se viene tutto concentrato in 1-2 centri cottura a livello regionale, quanti di questi possono essere assorbiti? Noi diciamo decisamente pochi. I lavoratori si sono raccolti attorno alle loro sigle sindacali di riferimento per un'unica protesta corale. I manifestanti sì, vengono da tutti i posti della regione, anche perché il problema è molto grosso e molto grave. Abbiamo in ballo appunto il rischio di perdere molti posti di lavoro negli ospedali. Noi chiediamo alla Regione che in regime di autotutela riveda il capitolato d'appalto per la questione che riguarda la clausola sociale e la garanzia di riassunzione per tutti i lavoratori che adesso lavorano in questo settore. Per quanto riguarda gli ospedali, il sindacato chiede che venga garantito il servizio diretto per scongiurare il pericolo che pezzi di produzione vengano terziarizzati a scapito della forza lavoro attualmente in campo.